Buonasera, innanzitutto questo gesto lo dedichiamo ai nostri compaesani che non ci sono più. L'Associazione Culturale I Sognatori vi dà il benvenuto e vi augura di trascorrere una bella serata in nostra compagnia. L'entusiasmo e la dedizione sono elementi che ci hanno sempre contraddistinto ed ecco che ritorniamo sul palcoscenico per cercare di strapparvi un sorriso. L'Associazione dei Sognatori nasce nel 2018 grazie ad un gruppo di ragazzi caltabellottesi che hanno fatto del teatro un mezzo di coesione sociale e di integrazione tra giovani. Ragazzi che credono fortemente nelle potenzialità dei giovani di Caltabellotta, nei loro valori e nella loro cultura. Oggi, dopo tanti successi teatrali, l'associazione conta circa 60 associati, ampliando la sfera di interesse anche a progetti con tematiche culturali, ambientali e sociali. Tutto questo è stato possibile grazie al nostro presidente Francesco Trapani e grazie a tutti voi che da sempre ci avete dato il vostro sostegno. Per noi sognatori è sempre un onore e un piacere partecipare attivamente alla vita cittadina, specialmente per un evento così importante come i festeggiamenti in onore della Santissima Maria dei Miracoli e del Santissimo Crocifisso. Vogliamo subito ringraziare il presidente della festa, il presidente Giuseppe Geraldi, per averci scelto. Inoltre vogliamo ringraziare padre Antonio Corda per averci dato la disponibilità per provare nei locali di San Lorenzo. Stasera vi presentiamo una commedia in dialetto siciliano, Meglio l'amore o la pensione, una commedia popolare in 2 atti di Alessandro Parlapiano. Spesso si pensa che gli anziani siano soltanto un peso per la società, che non abbiano passioni, sentimenti, che non provino più gioia o dolori. Con questo spettacolo vogliamo non solo divertirvi, ma anche cercare di sensibilizzare col sorriso lo spettatore su una tematica che purtroppo, ahimè, è un po' dimenticata, la terza età. Con un linguaggio colorito tipico dell'anziano siciliano, tra litigi, amori, gag e tanto altro, cosa combineranno i nostri vecchietti? Lo scopriremo subito. Signore e signori, i sognatori in Meglio l'amore o la pensione? Forza, su, signor Domenico, annottiamo. Date 2 passi e siamo arrivate. Signorina infermiera, quanto volte ce la dire? In capo minimo, perché ci mettono panico. Ai, come va a fare con sia? Ma sempre lo stesso, Lui vuole capire che avevi 90 anni. Sempre una cosa, pensa, su, si stia qua con gli della pillola per il cuore. Ma a ieri me la pigliate. Signor Domenico, questa si prende ogni giorno. E pigliamo unita. Ma dimmi una cosa, signorina, una pillola di chi me le doni? Che pillola? A monì ne capiamo. Mica la sto capendo! Una di che colorati. Ha tipo mangiato con le pelle d'oliva. Ai. Ma lo vuole capire che avevi 90 anni? Su, forza, ora ci mettiamo a letto che più tardi viene a trovare la sua figlia. E che ti porti con me, no? Io sono sempre pronto. Lui vuole capire che avevi 90 anni? Lo capisci. Ai, ha capito? Ora Sì, viene sua figlia. Le figlia? Sì. E che vuoi? Quando viene c'è il cuore questa disgraziata? Ora che fanno figli? Forza, mettiamoci a letto. Aspetta, Madre Maria, la parte più attesa della giornata che sei. Forza, dai, 1, contiamo. 2 e 3. Aspetta, Madre Maria. Piano. Un po' di collaborazione. Forza, dai, contiamo. 1, 2 e 3. Aspetta, Madre Maria.
Ma ti chiede, ma ti chiede. Venga. Finalmente ce l'abbiamo fatta! 7 cammesi mi facessi sudare! Non sai che suonavo io. Merda Maria Maria. Ora si stia calmo che vado a prendere il signor Vincenzo! Non si muova! E tu non chiedi. Questo femore rotto non mi posso muovere. Che bella infermiera. Se avessi avuto 40 anni in meno te lo dicevo io, camora. Altro che tu aiutare a mia, io a te devi aiutare. Ora vedi mia figlia, capo le sorti, chi su cerca? Sappi che va bene a fare, chi su, bene? E mi dice capo le sorti, sta serpa nipura. Forza, signor Vincenzo, stiamo arrivando in stanza! Panza! Un aio panza, capisci? Un aio panza, un aio panza! Ora ce la fatta a testa che lo disco ci cantava! Un aio panza! Oh, santa pazienza! Basta! Signori, non mi può mettere un poco più in avanti? Ma se mi mettessi più in avanti? Signor Vincenzo, ora ci prendiamo le gocce! Aiutami vicino. Perché un bello un po'? Una meno un po'! Ma che cosa mangia? Ma che ha qui mortadella, pane? Ma come devo fare con lei? Sempre il mangiare si nasconde! A te pure cane! Pani! Un aio pani, No. vieni, un aio! Che ti mangi la mortadella senza Un pane? aio pani, va bene, un aio! Basta! Non lo capisco! Prendiamoci le gocce come ha detto il medico! Chi erano, chi sei? Gocci! Andiamo a fare. Basta, ora riposiamoci. Ora vado a prendere il signor Ciccio. E allora Vincenzo, Vieni! che si dice? Fammi stare a mia, vieni! Fammi stare a mia! Come? Io! Che? Tu! Non che ti capito? Ma che buono, vieni! A posto. Che buono! E quindi signorina ci diceva, ho scelto io di venire qua, perché un uomo come me, un medico in pensione, un uomo di cultura, come si dice, di cultura, e non volevo passare il resto della mia vita in una casa famiglia, come si dice, in dalle mura domestiche. Chi ci abbia a fare? Mi serviva. E quindi mi venne a fare questa vacanza qua, io studiavo all'America, no, vabbè, all'America. Bene me, chi si dice? Buongiorno! Stai salami! Ma vedi cosa vuole Tu Vincenzo? t'hai guidato perché non qui? Ma con l'inquietà, zitto te! A mente tecchia! Minico! Ti conto chi sta studiamo all'America io! All'America studiavo, tu non hai conosciuto mai Cristiano all'America? Una volta non pasturavo un americano! Ma parla pulito! Parla pulito! Tu fa come si fidia! Minico! Chi? Chi? Signor Ciccio, le sappiamo queste cose, ce le racconta ogni giorno. Ma c'è per me, che ci posso fare? Io mi scordo le cose! Come diceva Dante, quanto tira un filo di Si dice! manca il carro di voi! Manca il carro di voi, signore! Com'è filosofico lei, signor Ciccio, quanto ne sa? Arreco Ciccio! Ma chiamare Christopher a mia! All'America mi chiamavano Christopher! Non vedi che ti vedo capendo chi hai alla Christopher! Non è che mi chiamavano, vieni! Come? Christopher! Come? Christopher! Come? Christopher! Chi? Stoffer! Perché? Perché Cristo? No, sei un altro! Se era un altro fan! Ma qua! Ma tu sei esperto, vieni, tu sei! Che esperto! Quanta ignoranza! Siete ignoranti, tutti e due! Signori, tu non è l'infermiera! Basta! Signora! Qua sono. Signora infermiera! Mi dica. Ascolta, mia, in omaggio stasera lei è libera? Lei è libera, andiamo a fare una bella cenetta all'uomo di cannella, io e lei! Ma curcati! Le cannine tu non letto te la metti! Un bel in dalla fossa già! Te lo culo tia! Grazie!
andiamo avanti. Grazie signor Ciccio, come se avessi accettato, ma non può essere. Chiedi tintolo, love. Calmamo, basta. Chiedi tintolo. Ora vai via Peppinetto, mi raccomando, Da me, aspetta, ma dove va Camora? Io se avessi nasciuto 40 anni prima, ma che avessi stato bello, avessi avuto una bella picciotta come chissà. Come? Ma così? Io nascisti 40 anni prima, nascisti 60 anni prima! ma ci mi scordo le cose! Io volessi avere gli ultimi anni della mia vecchiaia, le volessi passare con una bella signorina come chissà. Ma poi ogni tanto che... può essere. Ora basta, calmiamoci, riposiamoci. Io e Pia e Peppinetto. Aspetta, Sunday, chiama Sunday, chiamalo che si gira. Sunday! No, non è santo! Minico, no santo, minico! Menico! Mi raccomando tia! Tu! Che? Tu! Ascoltami! Allora, ehi! Ascoltami! Ascoltami! Mi raccomando, non russare mentre che dorme con ogni volta fare l'eruzione dello stromboli! Sì! Non devi russare con la nasca di notte che mi dà fastidio all'orecchia! Non mi parli! Continua a farlo! E allora? Sputo chi mi dà una caramella ogni tanto che mi ingurgi di caramelle! Allora! Ma sopporta! E allora? Tu... Ora basta. Aspetta Tecchia! Tu non parlare in talo sonno! Sì, sì! Aspetta, un torno, te! Ma quale tono? Portati su questo Ma per quanto così amici? Ma io non sono santo! È una sarda salata e mangia come un porco! Basta ora, mi raccomando. Sì. Io e Pia e Peppinetto. Va piglialo! Basta. Mangia! Ma questi mascoli che porci, manco quando sarà a ditta e pensano ancora alle femmine. Che bella donna, che modo gentile che ha, Mi ricordo dallo 67 che usciva una picciutella all'America e faceva l'infermiera, no? E ne conoscemmo, ne frequentavamo, abbiamo avuto una bella storia e poi finito, che ci vuoi fare? Cici! All'America. Tanti anni che me lo conta ogni giorno! Studiava all'America, te lo Lo dici? sai, me l'ha contato! Me lo scordo, che ci posso Non fare? devo ascoltarti contare 1000 un mese! Ma dove si mio? L'infermiera dove si mio? A Piano Peppinetto! A cui? A Peppinetto! Ah, il signor Giuseppe, mischino. Ma che bravo cristiano, Vincenzo, che bravo cristiano. Bene. Mi ricordo quando appezzava le carte di Guarda, morte. guarda. Ci pensi, bene? Sempre un bravo cristiano! Sì. Peccato che mischino è stato non misciuto! Ma non mi sciuto! È intanto preciso! È intanto Peppe Pazzi, che penso che sia un difettoso, mire! E chi so è? Chi ci ha fatto? Ammazza che guarda siete dentro anche di scienza, eh? Oh! Ma le marche su! Ah? Le marche! Guarda, io non vi sopporto però, non cominciamo a fare le... Uè, mi fisso! Sta avanti. Ci vuole schifaria a mangiare? Piano piano, Peppinetto, piano. Ora c'è una montata che sento la chiesa. Di qua, Peppinetto, di qua. Forza, dai. Stiamo arrivando. Ogni giorno dice la caglia lo pannolino, ma non ce le mettono più le palle. Ascoltatemi, a mia mi parano i bombardamenti del 15-18. A via mi pare la bomba di San Michele. Ma se ci mettete su sto paio un volo, signore! Ma ne caino, picciotte, non caino! Medico! È nello cervello che non ci regge chiuso, capisci? Come si dice? Non ci arriva l'input, senti che è pirita, è Signor pirita! Ciccio, l'analisi le facciamo fare l'indottura. Non ci posso fare. Brava Pimmera! Il mio ci pare che è stupendo di romaggi. Ah, Medico! Medico! Io non sogno sabacchia, io non sogno sabacchio, io sogno superiore. Ma la curcati! Ma pagate le debiti che gli anni prima! Bordone! Ma che io debito tu manco ti fa muovere del capo stasera qualche giorno per briciare le ruote di sta cosa. Che dici? Attacca! Ti tacca. Attacca, lo dici? Attacca! Che accattare, che salto ormai! Che accattare! Ah, Che sì, c'è- accattare! Che accattare! Aspettate tutti e due una Che cosa. accattate? Accatta sta gran... No. Basta! Non mi... Chi mi priorità di continuazione? Se mi fa dormire stasera questa suonata io me ne vai, Ma tu la sai stare? Chi ne ha fare di chi? Ah! Basta! Vado a zittere tutte e tre.
Sono l'unico io che a cuccare sul mio peccato voglio darmene. Ah, E non basta. capisco quando parli. Signora infermiera, per favore. Peppino, a posto? Signori, ora basta! Oh, pare che buono. Buono, inizia che... Basta! Laura? Ora ci riposiamo un po'. Sì, Va sì. bene? Speriamo. Forza, riposiamoci un po'. Non me lo duro un bacetto dopo buonanotte. No, Se emozione te va Un fare. bacetto. dormemo, Vieni qua. dormemo. Buonanotte. Non russare, non parlare, non gridare, eh? Buonanotte. Menico. Sunday. Menico. Motherfucker che un altro. Se togli un aria freddo come la mia. Mi va a fare il suo, io mi avevo aspettato. E ora lo vede come ti faccio non stare tappo ti metto. Disgraziato. Non posso camminare e benchire su sei ogni notte. Una vita di fare così. Menico. Questa ti segno qualche giorno ce l'hai detto, scala una scala. Menico. Menico. Menico! Io! Silenzio! Deve fare silenzio! Deve fare silenzio! Tu! Chi so? Non parlare! Non russare! Non russare! Ma perché mi qui? Perché tu russi! Devi stare in silenzio! Ma sei un decorato perché mi qui? Non mi inquieti! Non mi inquieti! Tu! C'è nell'orecchia, non ti posso sentire! Ma basta! come? Mi vai a curco però tu devi fare silenzio! Non può disturbare! Silenzio! Dalia, le capire mi fece sciaminare dopo che me l'avevi fatto la piega io! Silenzio! Basta! Un polone! Un polone! Ah, non può essere! Ogni sera! Sempre la stessa storia! Sto cercando di coprire. Oh! Vincenzo! Carico! Carico? Chi sto testa te carico io? Vincenzo! Briscola! Vincenzo! Oh! Vincenzo! Oh! Ci sento di stamattina, ciao! Avanti! Disgraziato! Oh! Vincenzo! Carico! Vincenzo! Carico! Carico! Oh! Tu carico io! Vincenzo! Oh! Vincenzo! Oh! Oh! Dobbiamo fare! Dobbiamo fare! Silenzio! Che hai? Tu parli! Chi russa! Silenzio! Tu parli! Chi parli? Chi parli? Tu sei cointato perché mi qui? Perché parla? Tu sei cointato perché Perché parla? Perché parla? Perché parla? Perché parla? Perché non parla? Sappiamo parlare, dormi! Vattela, vaffanza che sta tutte Tu doppe sei cose. cointato perché mi qui? Perché parla nello sonno io, tu russi! Hai capito? Se tu dormissi, tu ne sentissi da noi! E faccio la fai! Mi fa per riposare! Non me ne posso, come faccio tu che facete sto inferno! E perché mi qui? Bene, te lo giuro che domani chiamo tua figlia. A come? A tua figlia! Ma come permette? Buona vita! Dormite! Ma se la riposare va! A stanne stare! Cioè, Cangia senza che io la cancio! Figurati se non la cancio! Anche è possibile una cosa di questo? Tutta la sape? Che fissa faccia io? Dormi, mettiti un pertoso, capisci? Un tappo mettici. Lo vedi?
Ma priorità! Non manco parla! Chi ti sul potere tia? Hai fatto che parla, mi priorità l'orecchia! Perché non ti guarda perché non vuoi? Che priorità? Perché non ti guarda perché non Che priorità? Priorità! Cambia stanza! Dici solo per Benello, che faccio? Hai visto? Hai visto? Ma che disturbo di donna tia? Ma te lo vuoi mettere tu a questo che ti priorità l'orecchia con te? Ma che disturbo di donna tia? perché la guidare! Va bene, ragione guaccia avete, sempre. Avanti. Dormiamo. Fatto sta capo problema! Silenzio. Che va a fare? A mandarmeli sì o no? Ora basta! Signio. Ehi, Signio. Che? Ad affare silenzio. Arrendi guet! Arriva in quiet. Non vi posso sentire, lo volete capire? Ma la stai stare, Ma Dobby! come dormo? Pigliati tu goccio, mi calmare, te Ma parlo chi vai a gocci? Io non ne posso chiudere gocce. Non puoi da tutti! Non vi posso sentire chiudere, ma ne faccio E cacciare una non stanza, ma lo giuro. Caccia, patini! Me la faccio cacciare. Patini! Posso stare con C esaurito come guarda. Che? Chi non pirita, chi non russa, chi non E parla. che? Ma insomma, Eccolo! basta. E non riposa! Ma come riposare? Ora Come? basta! Ma chi va? Chi va? Che? A mandarmeli! Ma si sono È io che mi Ti guarda guarda! tutti! È io che mi Sì, guarda! io sono. Ma non mi tocca! Pepinello, cuffo. Mi non guarda tutti! Che non mi schino dorme e non guarda! Senti come fa. Caccio, ci parte sempre lo Silenzio! Dormiamo! Sì, colpa mia. Avanti, dormi. Buonanotte! Buonanotte. Buono! Buongiorno! Sveglia! Buongiorno, nuovo giorno a inizio! Vizio, quale vizio? Un vizio io, un vizio! Ma come fa a stigliarlo così nervosato? Ma vero. Come fa? Io taglio il kid per la Madre Maria e mi cavo tutte cose lì. Che bel buongiorno che te una! Bello Non buongiorno. sole, non sole! Buongiorno. Ma tanti io stiamo sole, vero? A mia mi pare che stanotte ci fanno gli occhi di fuoco della festa del ringraziamento a New York. Prego! Ah? Prego! Ma di chi? Tu ti ringraziasci, ti dici prego! Ma con te schifi almeno che ti ha detto niente. La festa del ringraziamento a New York. Tu ne si mangia un tacchino. Facchino! Non c'è del facchino! Non c'è del facchino! Non te ne posso sopportare, non te ne posso sentire, ma credere. A posto, manco tempo da chiurnare. Ora ci alziamo e andiamo a fare colazione, va bene? Sì, perdiamo. Su sempre. Per favore, la mano non so bene. Signora infermiera, dove me la manda? Signor Domenico, vuoi restare qua? Sì, capo, siamo un po' così. Disgraziato, non mi fecero dormire, non mi olore che dormo. Mamma mia, tutto le sa perché. Pepe Negro, non sono un orecchie, pure la faccia. Signori, mi cagavo! E cacciamo un pannolone. Lo caccio pure a mia! Dio mio. Vieni qui! No! Non ti fa così! Continui! Che non dà? Me lo potresti tu cangiare pure a mia parola pannolino! Che ci tocchi? A lei! A lei! No! Allo contrario dici lei! Dai, faccio un gruppo, faccio! Allo contrario! Stiamo finendo. Giusto, momenti, Non metti giusto, ma un po' scarso, Barbero, eh? Di chi? Sta finito di chi? Ma chi
che c'entra? Tu un fatesco con queste cose. Lo faccio. Ai ai. Avanti. Ora davanti tutte cose ordine. Ai ai ai. Così se resta qua che ora viene sua figlia. La figlia? Sì. Che va bene a fare? Guarda, ma aiutato questo. Forza, siamo pronti? Ah, sogno sempre pronto, te l'hai detto e tu non mi ascolti. Uno, Ai ai ai. 2 e 3. Vai, conta, conta. 1, 2 e 3. Conta, conta, conta. Poco di collaborazione. Chi? Forza, Chi è che fa lì? da spingere. 1, Io 2 mi spingo. e 3. Ai 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 ai. Stavano un po' così. Assettati, La vecchia, la assettati, non potevo stare una vecchia così. assettati. Che ne fa? Ai ai ai. Calma con me. Ai. Mi raccomando, non facciamolo su vostro. Non lo so. Sua figlia sta arrivando. Io voglio sapere perché mi ho gastato le giornate. Ogni volta che bene c'è zocco volita. E mi ho gastato le giornate. Ai. Perché mi ci mette le frene? Ai 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 ai. Che nottata. Già cae. Ai ai ai. Buongiorno, prego, prego. Signorina, buongiorno. Papà, papà, Che bondolo è? Che bondolo? papà, Che come sei, bondolo? papà? Papà. Buono sono, Ah, buono. sì, ti sei sognoccata lì a me quantomeno, giusto? Che? Niente, papà, ti vieni a trovare. Dico, se mai padre ti posso venire a trovare, non ti posso manco venire a trovare. Sono bene e meglio. Ah, come sei? Buono sono. Meno Sono buono. male. Meno male, mi fa piacere. Ma ci crede che ti più bello arzillo, ti più in forma. Sempre in forma io Meno quest'anno. male i capelli tagliati. Ogni giorno me le tagliano. Non c'ho una spondatizza. Buono, buono, sì. Ma dimmi un'altra cosa, papà, ma le pingole delle duna non Le cadono? piccole me le volano. Meno L'infermiera male. è brava. Oggi che? Infermiera? Non è comodia. Io? Tu! Io? Tu! Te lo scordasti? Quando mi dassi le piccole per cagare non posso chiedere la pressione. 2 giorni, aspetto 2 giorni, non capo il gabinetto. Ma veleno ci devi andare, veleno ci devi andare, veleno. Papà, Che? ti raccontare una cosa. Che mi ha contato? Ma lo sa che l'altro giorno mi ricordavo della nonna Pina quando ti faceva la pizza che da quella cipudda che ti piaceva. Sì, che ruffiano, papà! Disgraziato! Non ti permettere di Ma parlare di mia permetto. madre. Di mia madre non ti permettere, ah? Non ti piace rendermi. E meno male che non pigliavo Mi di la via. pulisci, dove va? Papà, passio, posso passiare? Ah! Ascolta una cosa, pensavo una cosa. Che pensavi? Cazzo volessi venire tu, perché no. io una che ti ci volevo portare. Non ci voglio stare lì, da manco ci Ma chi dormo. lo vuole? Ma chi lo vuole? Ma chi lo vuole? E ascolta una cosa, la tua pensione basta a così per pagare sto posto. Infatti me la donano apposta per farmi la baciata. Ah certo, io cosugno, nulla, mica che mi va a lasciare. Niente, Ma che con ci chi vengo parli? io? Con chi voglio parlare parlo? Che parla con te? No, qui lo Che parlo. fate no, se le conta tutte. A quale voglio contare le cose? Cortigliana. Sta a vergognare di che tu che dice. Disgraziato. Senti una cosa, papà. che Lo sa che c'è una cosa che si può fare per aumentare la pensione? Chi? Per aumentare la pensione? Che diventasti Presidente della Repubblica con aumento delle pensioni? Sì, simpatico, papà, che veramente ti viene a portare da fare cabaret. Senta mia, c'è sta cosa che si chiama 104. E che? Una fermata? Che è? La fermata che vi sta a pigliare per chi le tiene. Ascoltami, è nella pensione di invalidità. Che mi sta a fare? Niente, ne che fare niente, papà. Chiamiamolo medico dell'Inps. Lo facciamo venire qua. Tu fa... Niente, decchia lo stonatizzo, fa un poco finta di essere a quelli Lo so! Lo so! Non ti Io ti voglio permettere. suonato e manco lo faccio! Lo capisci? Papà, ma scusare a mia, a fare a quelli decchia lo stonato, ne che serve niente e ti donano la doppia pensione. Può essere mandato doppiamente a fare... Papà! Dice manno io, ah! Non si dicono queste cose. Dice manno! Ti la tiro davanti all'occhio mio! Papà, sì, tinto, Non ti far ha mettere stato giù. sempre tinto, Non ti far ha stato mettere sempre giù. tinto, Non ti e far la mettere mamma lo giù. sapeva che era tu tinto, Non e la mamma scattare. lo sapeva, sì, Pensava che non ma mi sta scattare vero lo cuore, c'ha a pensare alla pensione, c'ha a pensare, sì, t'abbassa, me ne voglio fare le mie cose io le cose mai posso pensare a te magari, e ne vittimo, Sei disgraziato, mi sta mamma mia, mi sta buttando la morte, mi sta buttando disgraziato! Che cose che mi dici? La doppia pensione, fa lo pazzo!
Chi sono voi? Signorina America! Lo scattacone mi sta vedendo, America! Signorina! Aiuto! Che succede? Ah! Che succede? Minico! Che succede? Minico! Che succede, Minico? Padre, un amico, sì, Minico! 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 Che succede? Amico, Che ci fa? Che ci fa? Calma! Che Che ci fa? succede, Minico? Calma! Ci penso io che studiamo all'America! Che isso si chiama pompa di sangue, che suena? Come si dice? Botta di sangue. Botta di sangue ci viene Menico! Stricca gamba! Ah no, non ne può muovere, niente, lascia stare. Calmati! Che succede? Che succede? Che succede? La figlia! La bottiglia! Quale bottiglia, Vincenzo? Quale bottiglia? Che ti succede? Spiegane! Come ti potevo aiutare? Come ti potevo aiutare? Vieni mia figlia! Sta disgraziata! Vieni e dici! Alla prigione non mi basta! Quando che mezzo mi basta! Magari come su! Di 5-6 euro non mi basta usare! Sembra una cosa. Vieni che dici che c'eri dopo la 808, sapete che ne trovava, dai spaduriava! Ma chi eri? Che dici, ma che è? Ma questa cosa? Ma che si pazza, sì? La pressione! La pressione, stiamo misurando. Ma la persona mi sto chiamando! Sì, te puoi se te pompa te chiamo il cervello. Come sta, Minico? Dici come fare piano? Per pazzo che avevano la pensione! Ma chi isso è? Ma sapete che mi paria mia? Menico, chi isso si chiama business? Chi? Come si chiama? Business! Chi vuole dire? Vieni! E allora, se Menico si fa passare per pazzo, crazy, per pazzo, si fa ti fare pigliare per forte, se ti fa pigliare per forte, ti durano che sa sorte. E chi c'è di mano? Non potessi fare io che sono che non Menico! Lo potessi fare io che sogno che non ti debite per me. Ma mia non mi credi nulla perché sogno troppo intelligente io, Ma Non mi credi nulla mia. Ascoltate mia, facete come vi dico io. non ne faccio! Ma perché? Perché? Un giorno la sale lenta, sono tornata! Ma tua figlia ce l'ha la sala qualche cosa? No, di Ma no. sì, nel fantasma. Signora infermiera, Signor Ciccio Massia Sanni sappia. Venga me, se io ho visto che si sorte ti portassi ogni sera a mangiare al meglio ristorante. Anzi, ti facessi fare le meglio viaggi all'America, alla Francia, a Malta. Ma piglia Marta così scuro, Ah, figlia vero invece. Come sta, Minico? Sai meglio! Ma se io pigliamo questa decisione, perché tu... Ma parli di te! Ma non è che ti Non ci spari. devo aiutare io pensione a chissà! Tu non ti hai insegnato a fottere lo Stato, chi se l'ho fatto? Ma non mi sputare nella faccia quando parli! Tu porto all'ordo! Che sta sputazza americana, Basta, signor Ciccio, basta. Ognuno la vuole fare. niente, Ognuno decisione personale. Ma vedi che me ne fotte mia. Aspettiamo. Chi è? Chiama a fare? Qual è che tua figlia sarà? Chiama a fare, ma cacare. Ma che cavolo! Aspetta, vieni qua, aspetta. Allora, pigliatemi una seggia, Ecco! Menico, Ecco! Basta! ti ripigliasti? Ogni tanto! Qui c'è Camora Vicenza. Che faccio io? Chi? Qui, tua figlia. Oh! Qui. Io! Qui. Qui, tua madre. Qui! Qui. Qui! Attenzione. Ma buona parte! Sta lì a chi? Salve a tutti. Salve, signora. Com'è? È un'esperta! È un'esperta, dice. Signora, mi dica, cercava qualcuno? Ha qualche parente qui? Lo saccio, da me. Lo coveda. Io infatti mi voglio trasferire qui. Da oggi sarò una nuova ospite. Benvenuta, ma abbiamo sbagliato stanza, questa è la stanza degli uomini. La stanza delle donne si trova di là. No, da me. Io volevo dare un'occhiata all'ambiente e agli uomini di questa struttura. Sì, una beautiful woman, capo un altro Menico. Signora, aspetta, levatemi di mezzo. Un occhio! Senti te. Signora, piacere, io sono
Christopher, mi chiamano Christopher all'America, capito? Se avete bisogno di qualche... Vincenzo! L'hai capito che c'è una signora qua, presentati! Piacere, non mi toccasse! Io sogno lo contrario dell'altro! Quando una femmina mi tocca mi cago in coda! Si caga, mi scusi, si caga! Invece non toccare a nudo tu, me la... Sì, sì! E lei, signore, come si chiama? Magica, bella femmina! Ma poi non ti mantiene! Piacere! Io sogno Minico! Minico perché ci metto lo manico! Eccola, vi a dire! Bella Maria Maria! Piacere. Piacere. Io sono Berta. Ho 85 anni. Ma ne dimostro 20, Ne dimostro 20? Esagerare. Sì, no, ma si vede, signora! Io ne ho 90! Ma se tale lo manico pare che ne hai 40! Minico! Signora, da dove viene se posso chiedere? Di lontano, beh da me. Ah, sarà inglese? No. No? Francese? No. Allora tedesca? No. E da dove viene, signora? Di Burgio, beh da me. Ah, di Burgio! Di Burgio! Ascoltate, chi sei? Io a Burgio ci studiavo! Ah, pure a Burgio? Ci studiavo! Forza! Burgio, provincia di New York! Proprio vicino a me, zitto te, vero? sì, Alla sì, pressa sì. di New York viene Burgio, come? Perciò... ma qui Insomma, per di me, io vine qua per un motivo, va. Io sogno ancora 20. Non potete di giovane. Era francese. Sì, Ah, piccio! Schietta vecchia come mia, Capito, mi scusa. però, insomma, sono single e quindi non ho mai provato l'esperienza con un uomo e penso che è ora di rifarlo. Ma c'è bene, che vuole dire sta cosa? Che vuol dire? Con nasce venuto male in zona! Ah, signora Vincenzo, non se l'ho più fatto, camerato. Ah, signora, ma perché sto che c'è problemi che teniamo le zone, asciughiamo mutande, tutto quello che ci serve facciamo. Lei se ha bisogno di qualche cosa, vieni mia che io l'aiuto subito, Christopher, parlo il nome mio e subito l'aiutiamo, magica di giorno, capito? Senti come la prenda, Aspettiamo, signora, signorina, non ce l'assicuro. Quando lei aveva bisogno, chiamasse a mia, che io sogno lo capo. E se facessi vedere una cosa, te lenzuola non hai fatto stendere, quando Berta. Capo, Minico, tu capo! Ma se manco di bocca di menare, di no, signorina mia, ma finisce di fare la primitiva! Basta scegli questo ma chi ti conosce via? Ma chi ti scegli a te? Ti giuro che ti cambia ce la dai! Ammazzo, fantastico! Ma becco di parte, fantastico! mia, ma Ora tu di qui, signora Berta! Vedami americana che te lo dico io, ti porto all'America! Berta! Bertina! Bertuzza! Bertana!
le arie e dormire che non piacere. Sì, bella me. Benissimo. Mettesi in paradiso. Ah, mica non dormia così. Di quando mi fecero l'anestesia per levare le canne. Piuttosto, signore. Ma va a scusare, paiere, Ma io mai l'avessi immaginato che tutti questi mascoli si sciarriavano così per mia. Ma ossia non lo sa, i mascoli, che sa diventano vecchi, che si spallano con l'ormone. Anche le femmine, bella me. E anche le femmine, ossia esperta, No, Berta. Berta esperta. Ma ossia chi si aspettava? Venne qua, disse che cercava un mascolo ed era normale che chi ti sapevano azzuffare come le cane. A pensare che va a trovare la dentera di Minico a pensare a Vincenzo. Ma scusate, signori, io non ho avuto a che fare mai con i mascoli. Che ne saccio io? Secondo me ossia la sapelonna invece. Ossia c'è via chiedere quello verso. Sbaglia approccio. Vero. Ma mi dicesse una cosa, ossia vero l'amore della sua vita, cerca? Sì, per me piace. Non mi voce fare mai zitta, era troppo geloso di me. Ti conto chi sa, signore? Contami chi. Una volta, quando era ancora virgine, conoscevo un picciotto. Ma che era bello, signorina. Che era simpatico, esperto, intelligente, via tutte cose, peso, misura e qualità. Insomma, ogni giorno ci picciottetto, venne di giorni. Una parola io. Una parola io, una cosa detta io, una toccatina di coscito e una io, insomma, eravamo lì, pronti sul fatto, signori, Capita. quando una volta, signorina, che succede? Che succede? Cioè, se io mi pace, ne incuccia, signorina, allora ti cusciotto che fece? Per scusare se te l'ha caduto, c'è domandala, ma non è a me pace. A quale Dio, signori, me pace lo pigliate, le capite? Sa che fece? Lo pigliate, le capite, lo trascinà fino davanti alla porta e zac! Ci taglia la mano! E due picciotto arrista senza una mano. E meno male che ci taglia solo la mano, signori, se no... bocca asciutta, insomma. E ora 85 anni che sogno sola. Pazienza. Si pigliassi collo. Io sono sicura che ossia trova l'amore della sua vita. Come la trovare? Che secondo me a tuo picciotto che arriva senza la mano, metta lo picchio per tutta la vita. È impossibile. Sì, ha ragione, Ave, meno male che ci taglia solo la mano. Come ci dissantura, ossia sbaglia approccio. Ascolta mia, si fida di mia ossia? Sogno sì. Bene, cassetta di capelli. Ma va a dare a mangiare, Camora? No. Ossia la conosce a Maria De Filippi? La nipote di Filippo Barraggia? No, Maria De Filippi, chi dà della televisione? Ah, sì, perciò chi dà che aveva la voce di mascolo? Ida. E che c'entra, Camora? Aspetta, se che ci penso io. Avanti il primo! Lui è Domenico! Domenico, presentati! Aspetta, Maria. Staccassi, Beto Piacere. Io sono Minico. Perché ci metto la manico? Piacere. Dalla vita hai tu passione. E le melingiane e le femmine. Mi scusassi, chi c'entrano le melingiane con le femmine? Che c'entrano? C'entrano qua.
come un sbatti sono sempre buoni. Parmigiana, culusari, affricasè Abbiamo capito. Signor Minico, mi dicesse una cosa. A saluti come miso. Mi salutano i cristiani, io arrivo e mi salutano. Nave, malattie, acciacchi, No, che cosa? Hai un'emicrania, un hernia disco, una senza disco, pochi altri, lo femore rotto e l'ugna incarnazzata. Ah, bene. Però io noto una cosa, signor Minico. Che no? Stai notando una cosa troppo grossa. Non capivo che parla lei. No, signor Minico! No? Ossia, avevi la sedia a rotelli! Io non è che lo potessi portare a spasso per tutta le resti della mia vita, che c'entra? Io è un grosso problema per mia! È un grosso problema, mi dispiace! Dove arrivo? Paro Valentino Russo! Valentino Russo! Uè! Un figlio di chi Torino Russo! Non lo conosco, a appartiene! Non lo conosco! Mi dicesse un'altra cosa, signor Minico, non vi essere curiosa. No, io lei che è curiosa! Ma a pensione come muso? Ma lavoro ogni mese, ogni 27 lavoro. E chi ci fa? Come? Ci pago le spese. Solo le spese? Io che hai spesati io? Ah, signorina, può andare, non va bene. Può andare, grazie. Grazie. Come ti posso? Lo può vedere? Va bene così, va bene così. Ah, per favore. Ma via, Rubino. Non mi piace, va bene, signorina, via. Aspetta, Maria. Avanti il prossimo. Via. Parli il capito. Via. Presentati. Buonasera, io sogno Vincenzo. Cerco una femmina per calmare le tecchia perché sogno nervosazzo. Piacere. Mi dicessi una cosa. Non puoi essere subito invadente, eh? A saluti come miso. Quale sogno io? Mica manco una pingola mi piglio. Lo sai che mi donano solo? Le gocce, no, chi per cagare, per calmarmi, ma ormai mi parlano pure acqua. Ah, ma niente ave, manco zucchero. Lo zucchero sì, e la voce perché mi volevano. Gli scarpe mi tocca bucciare mille. Vabbè, ma io chi sta mai l'abbia visto. Comunque, signor Vincenzo, un'altra cosa, ossia quando già sì io mi passo un poco ingrucchiato. Che significa ingrucchiato? Non mi passi bello sciolto, va? Non mi passi bello sciolto. Ma tu lo sai cosa sogno io? Io quando ero giovane facevo palestra. Ti vede fare chisso, toccare dei punti di piedi, Importanti, complimenti, signor Vincenzo, complimenti. Signore, mi cagavo, vedi che piedi, che come là. Mi complimentavo. Cangiamo il pantalone. Ma può essere che avevo solo un beretone. Stiamo stare per stavolta. Ma va a sapere che quando viene toccato di una femmina va di corpo. Va bene, va. Per me può andare, va bene. Vai. A mia sì, a mia. Ah, per favore, va. Per me può andare, signorina. Via. Avanti il prossimo. Via. Io un pagliattone, sì. Non hai bisogno di presentazione, non ha bisogno. E chi la mia nomina mi precede, cara signora, lo capito? Io sogno Ciccio Magnaccia, capito? Medico in pensione. E fino ad ora passione nella vita non hai, ma da oggi ci darò che ne hai una. Le occhi. Lo capisci, Mine? Chi? Avevi una passione, le occhi. Allora la vedo. Ma chi? Passione, no? Che avevo occhi.
Ah, una passione piotto, un due occhi. Certo, Minico, ma sei esperto, E Minico. lo sai che è esperto. Sì, signor Ciccio, mi dicesse una cosa, non per essere sempre curiosa, va? Chieda pure. A salute come meso. A salute, a voglia di salute. Signora, ci dico che non hai manco mezzo giacco. Temperatura corporea sempre a 106 gradi. Come ora ci sono 106 gradi e abbiamo bisogno di un sciallo per dormire. La prendi, disse, la prendi. Frequenza cardiaca 72 battiti al minuto. Si picca. La mia picca mi fa. E un aio 300. E cosa buona, che non ti dicendo? Mia miseria, l'abbondato l'ha fatto caristia. Io sei proprio esperto, Minico. Lo sai. Signora, pressione arteriosa 100 la minima e 140 la massima. Le testimoni hai, dice lui. Tu quanto là, Minico? Tanta. Mi chiamano un leone, Signora, funzione respiratoria 16 atti respiratori al minuto. Senti. Respira 16 volte in un minuto. Minico, muta mia, mi dici? No, quale muto? Dai, fatto sempre in Spagna e mi dici muta mia. Non ci stai muto. Che? Signor Ciccio, mi dicesse una cosa. Ma a sordi come meso. Ah, soldi, ha voglia di soldi, signora. Qualche piccolo problemino finanziario, ma niente che non si possa risolvere davanti a un bello bicchiere di vino bianco pagato di Bossia, giustamente per educazione. Però, vicinanza caccia di pure. Che ne pensa? Sì, ora io e lei viviamo in esterna. Dove? In esterna, camora, quando non mi piaceva. Allora, Morena, approfittate. Sì, in esterna me la porto in esterna, signore. Aiutami. Sorgente. In esterna, non lo faccio venire, vogliamo pigliare la cosa. Amorini, grazie, signorina. Ciemo. Sì, non avevo bisogno, non mangio bene meglio, mi vai a aprire una cosa con la signora Berta. La bisicca. Amonine. Sto un bruglione. Se la porta in esterna, se la porta. Non è che la porta. In esterna. Cavo temperatura, ci esterna. Ma che sei scimunito, sì! Quali ci esterna? In esterna, fuori se la porta, fuori! Ma come? Chida, finito con chiddo! Cucù. Chida, finito con chiddo! Con l'idro. Ma se morivo passare che era nascenza con una madre. Quale libro è libro? Chiddo, Ciccino, tutta aperta, un bruglione! Ci disse che le sordi, capisci o no? Un bruglione! Ma tu lo sai che chi è bruglione, Minico? Lo sai che è? Fatto sta che non stiamo con l'occhio chi la mano. Ah, tu che la puliamo, aiutandola, e se la portiamo. Come facciamo? Io, come sei da soli io, Minico? Come aiutare? Io che fici? La pia per fissa, ci disse che le sordi. Li filmi appena vedono sordi. Ci alluciano l'occhio. I femmine sono tutti stessi. Lo sai, vedono sorte. ma andando che appena inda, sappi che io essendo sordi. Non la sta sicuro, è bene di mia. Ma io chi c'ha dare che sono un lato peggio di te. E come che stai dicendo? Che t'ha io? No. Io a minima figlio, vedete Minico? Un mio connaio. Dio, come fai? Io non me la posso far scappare questa occasione. Dobbiamo fare una cosa, Minico. Che va fatto? Io... Andiamo a rubare. Marco, vieni tu, Alla banca. ma quale banca? Appena ne vedo si mettono a ridere. Chi stai venuto? Ci pensavo. Chi? Scadere la 646, la 848, come si chiama? La prigione chi sa per le parsi. Sì, la mia macchina, l'Alfa Romeo mi pare che era. Chi? Ma Ti dice 800 e rutti, dopo no. la pensione! La doppia pensione! Chi da chi la tua figlia? Maestra! Vieni tu, chiamala. Signorina! Marica! Ci pensavo che faccio finta che sono fatto! Signorina! Marica! Chiama mia figlia! Che succede? Chiama mia figlia! Chi c'è di? E lui hanno buono che ti pensavo pazzo! Ma che significa? Tu lo chiami, ci cai da lui! Tu ci chiami e ci dici! Chiamala. Lo fatti chiamala! Capisci? Aspetta, vengo con lei io. Mi fa ridere, mi sento mi fa ridere.
E intanto che mi ha fatto? Se non passa così, me la posso scordare a chi sta bene. E io sta pensione, già che tu bello che cosa di chi si che luccica. E come vuoi fare? Colavi a dire. Colavi a dire. Minico, tu terrore delle femmine hai stato, pure dello burgio hanno chiamato. Che? Ci chiamavo. E che? Ma come se ci chiudi il telefono quando ci si che intenzione Mia la dire, mia la dire. Sta finendo. Già accanto. Ma mi dici se Guarda per la porta che c'è. mi dici se una cosa? Che? Perché idea che già? Sapessi perché. Poi te lo dico. Capace che ci riesce che cosa mettiamo. Ah no, che ce la va la seraida. Oh, a mia figlia! Se non posso tornare, se devo travagliare su quelle soldi. Soldi meno non mi dici. Sta venendo, sta venendo. A pensare quando ne imbasturavo quando era picciotto di figli. Tutti di porto, di calamone, di tutto il bagno. E ora tu ci vuoi pensare. E dove io tu, papà mi chiama l'infermiera? Mi fece correre come una pazza, mi disse che cangiassi idea per la 104, ma come fu? Non ci potte. Come fu è un fondo, sa? Lo sa qual è la verità, papà? Che tu hai un cuore grande come lo mare. Vero, Tu forse capisci che cosa è sbagliata. No, papà, tu hai un cuore che veramente è un mare. Chi ci Scusami, sta sente che fa la ruffiana che pensano non ne vedono. Non ne vedono. Non ha caputo niente. Ora io lo faccio dichiarare pazzo. Poi la libretta mia tocca, lo primo 2 mesi me ne vai la posta. E io che ce l'ha sto, manco l'occhio per piangere, Ma me la dire sempre con tuo padre sempre. Papà, con Alcune cose le parlo. cose nostre. A cui voglio contare le conto, alle medicine di casa. Le Dimmi una cosa. Che avessimo a fare per questa pensione? Niente, papà, ora facciamo una cosa, tu ti metti il capo. E io poi chiamo lo medico di l'Inps. Io sicuro giase e ti dice buongiorno. Buongiorno di bene. Chi di chi, papà? Come di bene? Se ne sera che mi dice buongiorno, mi dice buonanotte. Che sei storduta? Papà, è nel modo di dire, già se ti saluta, buongiorno, buonasera, buonanotte, ti saluta. Tu non la salutare. Chi? Oh, gran pezza mi facciata. Che salutazione che ti insegnavo? Tu non me ne insegnassi. Che non mi stanno bene fino a qua. Mi saluta e io non lo saluto. Che c'ha messo in testa? Papà, ma sa fare lo storduto, non lo può salutare. E chi sei una? Poi un'altra cosa, io sicuramente ti dice come si chiama. È minimo. Perché ci metto lo manico? Non ce lo dire minimo, che manco che ci mette lo manico. C'è a dire un altro nome. Ci dici Pallo. No, non mi piace. Chi? Non mi piace Paolo. Dici Peppe. Non mi piace Peppe. Pedro. Non mi piace Peppe. Pino. Manco mi piace. Ma c'è un nome che ti piace? Chi sto ferro? Chi? Chi sto ferro? Papà, parla più forte che io non ti sento e non ti posso capire. Chi sto ferro? Perché sono chi sto? Ho capito. Sì, là, come si chiama tu un altro? Ma non fa una piega, papà. Tutte cose, Perfetto, perfetto, ci crede che è perfetto, pare vero storduto preciso. Ma pensiamo a me, Un'altra cosa, senta mia, un'altra cosa. Poi vedi che io ti dirà pure quanti anni ha? Tu quanti anni ha? 89, ne caccia a dire 89, ci dice 93 Chi? anni. Io ci dico 25 anni. Se Perfetto. non vogliono fare l'affare giusto. Giusto, Buono, e ci crede papà, anche perché tu t'angamo, ne pare che hanno avuto 150 di anni, quindi è perfetto. Chi? Perfetto, niente, poco, perfetto. Perfetto. Un'altra cosa, fammi parlare. Che? Poi ti dirà sicuro pure da dove viene. Attento a te e ci dice che dove è dotta. Dici Milano, Roma, Torino. Va bene, ho capito? Ci dico dell'America, che l'americano lo parlo perfetto. Che te lo insegnassi ora? Perché lo faccio? Ma fammelo sentire. Sono chi sto fermo? E hai 25 anni. Perfetto, papà, Eni, perfetto, sì, a pennello. Allora, vieni qua. Perché non mi tu la sei salvata? Vieni qua un minuto, bene, papà. A fare come ti dico io tu, se no lente doppia pensione. Ecco qua. Cuttia, fermati, aspetta! Mettiti dopo. Io vai a chiamare lo medico dell'Inps, tu sta qua, papà, stunato preciso, non fare capire manco cosa parlare. Come faccio io, va bene. Perfetto, a momento vengo papà. Va bene. Stai venendo. Senti dopo. Io non faccio che stai facendo. Io non lo faccio. A parlare americano, c'è a dire che io 25 anni. Come vi sa fare? Intanto che è l'ultima possibilità che hai. Passando chissà, ne posso poliziare un musso.
mi figli passare per pazzo. Una vergogna. Io non lo saccio. Prego, dottore. Ah già, Prego, dottore, entri, si accomodi. Faccio finta che dormo, vai. Prego, prego, mio padre è in questa stanza, si accomodi. Prego. Signore, Sì. accomodi, lo dico io. Sono io il medico. Giù, mi pare giusto, mi pare giusto. Quindi mi accomodo. Questo è mio padre. Perciò questo è il signor Domenico. Sì. Ma che fa, dorme? Guardi, dottore, mio padre va in una sorta di stato di catalessi, il suo cervello è andato. Signore, se sto cervello è andato, lo dico io. Sono io il medico. C'ha ragione. Comunque, mi sembra questo cervello un po' andato. Aveva detto io. Più che altro un po' morto, papà. No, morto no, eh? Morto no. Morto no. No. Papà, svigliate papà. Signore, stiamo a sdivigliare? A sdivigliare. Vai a dire lei, Sono prego. io il medico. Giusto. Signor Domenico. Signor Domenico. Signor Domenico. Buongiorno. Medico, da medico. questa parte. Da, papà. Signor Domenico. Ai ai ai, che pazienza che ci Cominciamo vuole. buone proprio. Che? Buongiorno, io sono il medico dell'Inps. Non ne conosce il raggio? Si già passa Mazzano, quale buongiorno è? Certo. Ragioni ha. Ma mi dicesse una cosa. Ma lei come si chiama, Mi chiamano Christopher. Chi? Christopher. Chi? Ferro. Christopher. Christopher. Sì. Perché sono Christopher? Perché si era ladro, Nachofer. giusto? Ah mio Dio. Esperto Che è. sto sparco è? Medico è. Disturbo della personalità. Ma mi dicesse una cosa che è grave, dottore. Signore, se è grave, lo dico io. Se sono io il medico. È lui il dottore? Comunque, ora vediamo se è grave. No, no, io per Più che domandare altro mi era. pare un poco stupido mia. No, dottore, mi pare un pochino stunatizzo. Signori, se sto una tizia lo dico io. Sono io il medico. Giusto. Più che altro mi pare un poco recillito. Ma tu lo sai quanti anni hai io? No, ora te la domando pure questo, non ti preoccupare. No, questa non me la... Si scusa, tutte cose. No, papà, no. Ora te lo domanda, ne caccio un po' dire tu come va a fare il suo travaglio. però. Ma il medico qua chi è? Iddo. Sono io il medico. Certo. E allora parlo io. Certo. Le domande le faccio io. Non ti dico che non ho pure le risposte, ma quasi. Comunque, mi dicesse una cosa. Ma lei da dove viene? Dello bagno. Che vuole dire dello bagno? Come che vuole dire? Viene dal Dello bagno. bagno e viene qua. Io va a cagare e mi portano qua la Ma che significa? Che c'entra? Da dove viene? Da dove abita? Dove nasci io? Americano sono. Di Borgio, in provincia di New York. Ho capito. Come sì? Incapacità, condizione, spazio, temporale. Ed è grave, vero? Signorina, Se è grave, lo dico io. Tu nata fissa, vede? Cioè dico, ma lei come sta portando all'esasperazione stasera? No, non è che lo faccia E che ci do la pensione pure lei, cosa? Ma che te pare, ma facci studiare quanto non travagliasse più, bussa male la cosa. Ma cosa devo fare? Comunque, dico, anche a me sembra che sto padre non è proprio tutto. No, dottore, mio padre è completamente istupidito. Signorina, allora andiamo a caput. Sei stupidito, lo dico io. Se sono io il medico. Ma che sei suonata? Sei il dottore? Se sono io il medico. Dice. No, però glielo volevo dire, secondo me mio padre è un poco andato. Arre, signori, se è andato a dire io sono il medico. Lo potremmo dire che è rimasto però? Signori, la dire io, sogno io lo Se medico. lei non dice niente. E lo stai dicendo? Perché tanto rimasto non mi pare. Più che altro mi pare un poco... Che dici? Ma tu lo sai con cosa parlano? Bordone! Io sono il medico, perché ci metto la manico! Hai stato un errore delle femmine, ma con te pare che ha a che fare? Non mi toccare! Pronto!
O ti pare che ha detto un paio di carta e te metti il culo, cretino! Tutta la sa! Tutta la sa! Com'è che ti chiami? Com'è che ti chiami? Christopher ti chiami? Ma che mi pigliassi per fissa qua? Ma che fammi volete imbrogliare? Ma non ne permettissimo mai, non ne permettissimo mai, tutto, non ne permettissimo mai, no? Io mi denuncio, tutte e due mi denuncio. Denuncia! Ma che pensate che mi fissa a me? Mi denuncio a tutte e due mi denuncio. No, tutto denuncio! Tocca queste gatine da... Papà! Al comicio, cretino, va! Al comicio! Aspetta! Che così se non è! Pure che sta te levo! Fare miracolo, pure che sta te levo! Mi ascolti! Chi sto per il tuo giudizio? Aspetta, tutto! Non ricordavo che tu, tutto, aspetta! Lo sapia io! Lo sapia io! Ciccio Magnaccia! Complimenti! Complimenti a Ciccio Magnaccia! Veramente, un bel uomo! Mi paria strano che trovavo un mascolo serio! Sapete che fece? Mi portava al ristorante, mangiare pesce, vino bianco, rose rosse, un sogno. A ora di pagare mi dissi che si scordava lo portafoglio dentro. Niente, io pensavo meschino e anziano aveva lo scordoso, può capitare. Se non era per lo cameriere che si avvicinava, ma ne dissi: signor Ciccio, quando aveva intenzione di pagare lo suo debito? Ossia ogni mese porta una femmina diversa e non paga mai. Disgraziato farabutta e malo pagatore! Tutti io li faccio! Tutti io! Mi dissero che eri chilo di debiti fino a casa e che fa lo scimonito con tutte le femmine che incontra strada e strada. Niente, non c'è né sorte nella mia vita, a così resterò sola, a così, perfetto, perfetto. Ma poi quanto parlava, che ha studiato all'America, che è un dottore, che ha 3, 4, 5 lauree. Io manco ci credo, chi sto sia no, è stato a Cadiz e aveva la terza elementare. Maria strano. Li fette in testa mi fece bene. Ma poi io, mica cercava sapere chi, un uomo simpatico, saporito, con una buona salute e la pensione. Ah, la pensione è importante. Io non posso fare la stracciona agli ultimi anni della mia vita. Ma intanto che sorte la mia vita! Ai ai! Mamma mia! Non c'è sorte. Così va così. Morirò sola. Mamma mia. E tu così? Allora rispondi, Camora, che manco ti vette giasere. Ma che fa, non parli? Ecco, una così ci vuole per mia, ma che mi curioso, vedi? Vedi me, a si avvicinassi. Venissi qua. Vieni qua, vedi me. Ah, vieni qua. Amacci. Ma che senza la mano, ma sei un bel ma senza la mano, Come ti chiami? Ben dov'è?
aspetta, aspettate. Senza una mano. Ma chi ti chiami Giuseppe? Giuseppe? Giuseppe Bozzica ti chiami? Ma che sei Peppino? Ah no! Io sogno aperta, mi riconosce Peppino! Ah! Oh, bella madre, lo picciottino che mi faccio ci taglia la mano! Petto mio! Petto mio, lo trovavo, lo ritrovavo! Vieni qua, non ti scandare! Io sogno Berta, ci pensi? Non capisci che era tu l'unico mascolo che io lo volevo veramente, eri l'amore della mia vita, Peppinetto, quando sei bello, quando sei dolce. Ma ci pensi, so che stavamo facendo in Gianni l'ultima volta? Che fa? Ne ripigliamo, ne lasciamo 70 anni nel re? Amoni, ci vieni con me? Amoni, ne cola di sistemo io, amoni. Ecco, l'avete visto? L'amore arriva sempre. C'è chi arriva prima e c'è a chi arriva dopo. A volte uno pensa, sogno troppo vecchio per fare da cosa, non ho più l'età per fare che d'altra cosa. No, signori miei, la vita è troppo breve. Tempo che uno è picciliddo, tempo che si ritrova ad avere 90 anni, la vita è un attimo. E poi, noi anziane, abbiamo la stessa dignità, gli stessi sogni, gli stessi desideri di quattro picciotti. Non si è mai troppo tardi per ridere, per stare bene, per innamorarsi. Vero, Pippinè? Vero? Hai ragione. E allora Moninne, Pippinè. Però una cosa te la voglio dire. Tua mia, non mi pare tutto. Ma là la pensione di invalidità? Là? Avete visto? Meglio l'amore o la pensione? Tutti e due! Questo è stato Meglio l'amore o la pensione. Vi ringraziamo per essere venuti e ci auguriamo che vi siate divertiti. Adesso passiamo alle presentazioni. Intanto aiuto al service Marco Caterina, suggeritrice Valeria, e inoltre ringraziamo tutti i soci che ci hanno aiutato durante queste sere. Allora, dottore Marco Benfari, la figlia di Minico, Antonella Colletti, Berta, Roberto Truncali, Vincenzo, Gioele Primo, Ciccio, Francesco Trapani, Minico, Domenico Cusumano, regista e Pippinetto Alessandro Parlapiano, Christopher. Io sono Christopher. Ok, l'infermiera Rosalia Puccio. E sei un boccone! Arrivederci. Ringraziamo Serena per averci presentato, una fantastica valletta, tutto il comitato della Festa Madonna, il presidente, tutto il comitato, padre Antonio Corta, e ora accattatevi il biglietto. Ciao!